Beh, pensavo di esservi liberata di me. Non è così. Diventando in modo male. Cipolla! No. No, cipolla. Disegni. Vi ricordate il video che ho fatto? C'era i miei disegni. E poi andrò a vedere i miei disegni dell'ultimo arco 2015. Un attimo. Sentite è l'istrumental di Bates di Imitate City, l'opening. Sì, e sta pure un po' di disegni che ho iniziato a fare. Sono due fogli. Non vedete? Io inizio da quest'ultimo arco 2015, anzi questo è proprio del 7, dove dico, i miei capelli sono un po' selezionati, e vi presento Eurochan. Ciao Eurochan! Lei è Europa, disegno firmato, tutto quanto da scheda dietro, amante delle karate Eurochan, Cinderella. Passiamo ad altro. Questo non l'ho firmato, non l'ho fatto neanche dietro, perché è un disegno dedicato alla mia dolce amichetta Shure-chan. Shure-chan, Daisuki. Ah, io abbasso di camera. Ultimamente sto andando pazza per Italia, di mettere lo shaft, perché sennò qui rimaniamo così. Lo shaft perché se non metto lo shaft mi fa 8 canzoni di fila. E non ho una canzone sulla quel caso. È un'applicazione comunque che si chiama appare così. Io schermo del telefono. Anime Music. Lì troverete tutte le instrumental e altro degli anime. Infatti, se avete visto, quella è la playlist, non è completa perché manca un pezzo. Allora, vi sto dicendo, sto diventando pazza per l'Italia. Questa è firmata, Zascalia dietro, firmata per Tascania. E questa rappresenta, dare quella cipolla lì che tutta sta vanillina, la bottiglia d'acqua lì, il bicchiere con l'acqua per quando c'è mal di gola. Quella mia. Nonostante il film di colori, sono salva. Sono più dall'altra parte adesso. Comunque questa è Gilbert Belichmit e Europa Chan. Dovrei sistemare qua sotto con Zero Scotch. Il prossimo che dovete vedere è doppio come foglio, doppio incollato, ed è non so se è la base o è la canzone. Beh, la canzone di Gridelia teatro, lo Firenze Vocaloid. Questa è Europa e Asia. Ora, la domanda a voi sarà chi è Europa e chi è Asia? Ricordatevi il disegno di prima, si chiamava Gilbert Europa. Chi è Europa e chi è Asia? Il 50% dirà quello dei capelli castani, il 50% dirà quello dei capelli neri. Bene, è quella nera. Avete 5 secondi per eliminare la risposta. Non mi ricordo neanche.
trovato per bucato. Tutto firmato. 50 e 50 errato. E sono ancora i segni del... Adesso fino alla parte mia pazienza Italia. Dovrò ripassarlo. Passiamo alla serie della fine della parte d'Italia. Torniamo a parlare d'Italia. Non altro, vero? Italia, questa la strana famiglia di Ricciani. Italia. Sempre Italia. Feliciano Vargas, firmato. Dietro non è firmato perché non tutti firmo. Quindi mi ricordo. Firmato come Elisabetta, sì, vabbè, perché non dimentico. Ma lo Mellenino li firmo come Elisabetta, il mio vero nome. Questo è Feliciano Vargas. Sì. Dai. C'è anche quella come canzoncina. Poi qua abbiamo... Ora una cosa per voi. Sono tre. Sono touch e sono trio. Vabbè, sono trio, si sa. Sono bad. Sono touch e sono trio. Chi sono? I bad touch trio. Sì. Una domanda per voi. Chi sono dei bad touch trio? Due stanno vicini e uno è West. East. Ora sarà questa se morirete. Perché non lo capirete mai. Vabbè. Francis. Bonific. Antonio Fernandez Carriedo. E Gilbert Billy Schmidt. Antonio Fernandez Carriedo. Ok. E Italia finisce qui. Ora. Adesso iniziamo con la strada con i Riccian. Iniziamo con i Riccian. Faccio fare 15. Sto facendo 15 con Nina. Non so perché. Scusate. La strana famiglia di Riccian. Spamando Ricci 18. Scusate, quello era da metterlo perché la legge 18 è quasi bloccata l'applicazione. Si è bloccata su Rage On di free. Vabbè, questa è Eri-chan Tsundere, 16 anni, aspirante cuoca ma diventerà un idol. Questa è una cosa spontanea e spiegheremo più tardi anche chi fa parte della famiglia di Eri-chan. La famiglia di Eri-chan è composta da un sacco di membri. Ci fa prepararci nemica. Non è tutto il cyber. E si blocca, scusate. Ti amo. E John di Free. Lei è Yumi-chan, sorella, 14 anni. E qui siamo semplici. 14enne Mayumi-chan. Tutti filmati. Mayumi-chan, 14 anni. Primo anno fiocco rosso. Primo anno fiocco rosso. Vabbè, Luna Eri-chan, secondo anno. Terzo anno.
Odiare fino a 7 anni a scuola. 2 di sopravvivenza. Usare il drastico cambiamento del ora. Mia madre è rientrata in casa e voleva vedere il dramma. Quindi accontentiamola, facciamo vedere il dramma. Mi sono portata via i disegni, non mi ricordo neanche prima ricordo. Ah sì. Mayumi, stiamo descrivendo Mayumi con Rayjan sotto. Grazie per il gioco di sopravvivenza, Rayjan. Anche se per il gioco di sopravvivenza io sta una canzone meglio. Mayumi. E ciao. Scusate, mi ho tirato il cavolo di questo posto. Adesso passiamo a Osaki Yuki. Devo fare bene. Usagi. Usagi-kun. Usagi e Yuki. C'è un problema con i nomi. Sono sempre la persona mia di Richan. Mere, poi partiamo con la mia creepy pasta. Non ci sta. Nella sulla terra. Va avanti qua perché ci sta poco internet in questa stanza. Stop dead. Error. Scusatemi. Torniamo a parlare. Usagi Yuki. Sempre della zona famiglia di Richan, non sono firmati però completate tutto. Usagi e Yuki, niente mai niente. Il posterone, il capo di una sorella, gli orsi. Mere-chan. Allora, Mere-chan è quello che mi ha fatto dannare di più nel disegnarla. Mere-chan è quella che mi ha fatto dannare nel dannare la parola. Avete presente il dannare la parola, dannare, disegnare tutto quanto? Mary e l'idol senza idol. La frase può sembrare strana, idol senza idol. Ma lei è l'idol senza idol. Beh, dovrei leggere Mere-chan. E così l'idol senza idol, infatti dietro mi sta scritto Mere-chan, l'idol senza idol. Un attimo, anche per il fatto della canzone. Tagli. Adesso vi presento Kinsey. Più avanti questa canzone ti uccido. Bravo Winner. Il repeater. Scusate. Mi ha bloccato l'applicazione, non so perché. Adesso passiamo alle creepypasta. Kawaii pasta, come sulla cosa abbiamo poco tempo perché si blocca. E la kawaii pasta è che non si recognize. Ve la spiegherò un giorno la kawaii pasta. Forse di tutto insieme. La tilla di una linea sulla terra. Questa è la prima linea, questo è stato il primo disegno Kibi. Devo iniziare a disegnare Kibi. E direi anche
quanto la scarrillatilla. Scarrillatilla e scala di Maggi. Scala di Maggi è più lunga. Beh, è tutto per noi. Qui scendiamo Lenina torna. Io adesso ti sbatto lì, ma non vi capiterà più. E bye.